E adesso spazio alle segnalazioni che ci giungono in redazione, al contatto mail redazione@studionovantitalia.it. Dopo i rifiuti pericolosi e le discariche abusive, adesso nel parco di Montepò i cittadini ritrovano ordigni bellici della seconda guerra mondiale inesplosi ed estremamente pericolosi. L'ennesimo esempio di come l'enorme polmone verde di Catania sia completamente dimenticato dall'amministrazione comunale, ma perfettamente accessibile ai ragazzi dell'omonimo quartiere che, non avendo altro posto dove andare, usano il parco per giocare. La lamentela giunge dal consigliere comunale Maurizio Mirenda, che chiede al sindaco di attivarsi affinché l'intera area venga bonificata da qualsiasi cosa possa recare danno alla salute e all'incolumità delle persone. L'intero sito, oltre 70 anni fa, è stato teatro di un duro bombardamento aereo da parte degli alleati. Il rischio è quindi che, oltre ad elmetti e baionette, nel sottosuolo del parco possano nascondersi altre bombe pronte a venire fuori con la prossima ondata di maltempo e il seguente smottamento del terreno. Palazzo degli Elefanti, conclude Mirenda, deve capire che questa vasta area rappresenta una enorme risorsa per l'intera città e non un territorio franco dove il pericolo è sempre dietro l'angolo.